Fernando Fino, classe 1951, presidente e allenatore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Chiavris di Udine, realtà di cui fa parte dall'annata sportiva 68-69, è il vincitore del premio Enzo Bearzot. La cerimonia di consegna del riconoscimento intitolato a uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi, il nostrano Enzo Bearzot, si è svolta ieri sera nel Salone del Consiglio Provinciale a Udine. E parole del vincitore. Tanta pazienza e tanta voglia di poter essere utili, diciamo, a far crescere questi ragazzi, perché non hanno punti di riferimento e sta a noi darglieli, ecco. Bisogna avere un'organizzazione che rasenta l'organizzazione professionistica. Ci sono un sacco di obblighi sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista gestionale e chiaramente più si semplificano le cose più facile è operare, ecco, perché la gente anche si stanca, no? Viene logorata da questi impegni, eccetera. Una curiosità, l'orto produce ancora i suoi frutti? Ora diciamo che i tempi sono cambiati, probabilmente i risultati sono più sporadici di un tempo, anche perché abbiamo delle motivazioni diverse nella società. Ospite d'onore Luigi Del Neri. Sembra sia dato proprio un premio a una persona importante del solo giovanile che io reputo più che un allenatore, un maestro di vita, è un educatore che parecchi anni ha dedicato il suo modo di essere bambini e giovani alla crescita comunque delle nuove generazioni, perché si parla di anni di lavoro, e quindi io sono molto onorato di essere stato invitato a questa premiazione, perché penso che questi valori devono essere trasmessi e deve essere un grande insegnamento per il futuro. Mister, anche a lei pongo questa domanda. L'orto produce ancora i frutti sperati? L'orto è buono, bisogna coltivarlo. Per coltivarlo ci vuole tempo. Il tempo in Italia mi sembra non sia molto. E poi i risultati si vedono. Però bisogna avere tempo per portarlo avanti, perché mi sembra che il settore giovanile italiano, il settore giovanile, la crescita dei ragazzi sia importante, e secondo me nella crescita qualcuno esce fuori, può fare anche il calciatore.